Buonasera, bentrovate e bentrovati. Questa è la prima puntata del sesto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo sulla salute mentale trasmesso da Radio Cooperativa Padova. Oggi torniamo a parlare della residenzialità psichiatrica, in particolare delle residenze sociosanitarie. Ne parliamo perché la residenzialità in psichiatria è un argomento importante, pesante anche dal punto di vista economico. Il 50% della spesa per la salute mentale è dedicato alla residenzialità. Oggi capiremo, approfondiremo ulteriormente per capire come si articola questa residenzialità, come si articola in particolare nel Veneto, che tipo di risposte ha dato la Regione Veneto a questo argomento. E per farlo abbiamo invitato il dottor Gerardo Favoretto, che è un nostro ospite, ormai posso dire già, penso la quinta o la sesta volta che partecipa a una nostra trasmissione. Buonasera, Forse dottor. anche la settima, buonasera, forse anche la settima e l'ottava. La settima e l'ottava, ha contato meglio di me. Il dottor Gerardo Favoretto è psichiatra, è stato fino a marzo 2019 direttore del Dipartimento di Salute Mentale presso la ULSS 2 Marca Trevigiana di Treviso, quindi ha avuto un'esperienza sul campo come direttore di un grosso dipartimento. Attualmente non ha lasciato, diciamo, del tutto gli argomenti legati alla salute mentale perché è referente del Coordinamento Veneto per la Salute Mentale, il SAMEVE. Se volete andate sul suo sito per vedere un po' anche le iniziative che sta portando avanti, che è un coordinamento a cui partecipano psichiatri, quindi operatori, ma anche associazioni di familiari e di utenti e di comunque persone interessate appunto all'argomento della salute mentale. E il coordinamento anche su questo argomento credo che abbia fatto delle riflessioni sull'argomento della residenzialità. Poi abbiamo con noi anche Luana Calabrese. Buonasera Luana. Ciao. Ciao Luana. Luana è presidente della sezione AITSAM, Associazione Italiana Tutela per la Salute Mentale, un'associazione di familiari, anche di utenti e di volontari che si occupano appunto della salute mentale di Castelfranco Veneto. È laureata in legge e si occupa da anni del tema del contributo che le famiglie dei pazienti psichiatrici devono versare per la permanenza dei loro cari in queste strutture che sono appunto strutture residenziali sociosanitarie. Allora iniziamo subito col dottor Favoretto per cercare di capire che cosa sono, come si articola la residenzialità in generale, in particolare nel Veneto, che caratteristiche ha, che senso ha anche la residenzialità nel percorso di cura. Intanto buonasera a entrambe, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Se vogliamo capirci qualcosa, forse dobbiamo fare un piccolo passo indietro e definire appunto ciò di cui stiamo parlando, cioè di cosa stiamo parlando effettivamente, perché purtroppo in un mondo che va avanti a sigle, no, si rischia di perdere poi il senso, e che è quello che ci interessa di più, cioè a che cosa servono, perché vengono fatte le cose, qual è il loro obiettivo, qual è lo scopo, e di conseguenza anche perché sono necessarie o non sono necessarie delle risorse per gestire o meno certi tipi di percorsi. Allora, se la guardiamo da un altro punto di vista, cioè se la rovesciamo, che cos'è residenzialità? È tutto ciò che comporta che una persona non si trovi nella condizione di fare un determinato tipo di percorso all'interno del suo ambiente naturale, che può essere l'ambiente familiare o di casa sua. Nel corso del tempo, mi prendo un minuto per fare due cenni di storia che forse sono importanti. Nel corso del tempo la risposta data a questo bisogno di fare percorsi o semplicemente anche di contenimento e di marginazione è stata data dai grandi istituti e nello specifico dei manicomi. I manicomi erano forme residenziali, nel senso che comportavano il fatto che una persona era permanentemente, stabilmente collocata all'interno dell'istituto
e come i manicomi funzionavano i grandi istituti di accoglienza, di ispirazione religiosa o meno, laici, eccetera, che poi appunto nel 904 sono diventati manicomi. Ma c'è da dire che l'esperienza di forme di residenzialità alternative è un'esperienza, come per esempio le comunità terapeutiche, è un'esperienza che va molto più in là del tempo di quanto pensiamo, nel senso che già nella seconda metà dell'Ottocento ci sono esperienze di piccole comunità o ci sono esperienze in alcune città di accoglienza, per esempio in famiglie di persone con disturbi mentali, tipico l'esempio della città belga di Geel, dove appunto fin dall'Ottocento era diffusa la pratica, no, di accogliere le persone che avevano problemi mentali nelle famiglie generalmente, insomma, al di là del fatto che si trovassero meno in struttura, è solo per dire, insomma, che la forma della comunità come forma di residenzialità non è una forma che nasce adesso, ma è una forma che ha nel tempo, insomma, tante esperienze, tante modalità, tante radici. Col superamento dei manicomi nel nostro paese nel 1978 si è posto il problema che ovviamente non veniva cancellata la necessità per alcune persone di compiere certi tipi di percorsi all'interno di un contesto diverso da quello suo naturale, del proprio contesto naturale. Tradotto in altre parole, certe persone non potevano fare certi percorsi terapeutici, riabilitativi a casa e avevano bisogno di un contesto diverso. Essendo l'ospedale generale e il servizio psichiatrico di diagnosi e cura un luogo deputato alle acuzie, si è sviluppato a partire dal 78, ma vuol dire a seconda delle diverse regioni, anche con velocità molto diverse, in alcune un po' di più, in altre un po' di meno, ma si sono sviluppate delle offerte, cioè la possibilità che si costruissero alcune strutture, residenze appunto, dove le persone potevano essere accolte sulla base di un determinato tipo di programma. Cioè la persona X deve fare un percorso di tipo terapeutico riabilitativo che è pensato, concertato, definito nei suoi obiettivi ed è bene che lo svolga in un determinato tipo di struttura. All'inizio, e per inizio sto parlando degli anni 80 e in parte anche degli anni 90, questo tipo di strutture sono nate in maniera un po' difforme, casuale, non c'era una vera e propria regolamentazione, no? Che diceva, non so, esiste un tipo di struttura, un altro tipo, un'altra modalità. Ci sono state molte esperienze, alcune molto aperte, no? In cui per esempio c'erano dei gruppi appartamenti, cioè dei luoghi, delle case dove stavano persone che erano supportate in una misura anche flessibile da degli operatori, altri dove invece c'erano più situazioni più intensive per quel che riguarda il supporto degli operatori, ma insomma le cose sono andate avanti, la faccio breve, fino a quando, non tanti anni fa, ma meno di 10 anni fa, la conferenza Stato-Regioni ha, come dire, normato, fatto una sorta di carta della residenzialità psichiatrica, distinguendo sostanzialmente due tipologie di residenzialità. Cioè ha detto le comunità terapeutiche, le comunità dove le persone vanno per fare programmi terapeutici riabilitativi, come si possono distinguere? Le ha distinte in intensive ed estensive, con una protezione, diciamo, quindi forse il termine protezione anzi completamente inadeguato, lo rinnego immediatamente, con un'assistenza, con un supporto che è sulle 24 ore, e ha detto questo tipo di strutture sono di fatto sanitarie, cioè appartengono all'ambito di quella che è un LEA, una prestazione sanitaria, e altri tipi di strutture con un'assistenza e quindi una presenza degli operatori più limitata nel tempo, che invece hanno una natura sociosanitaria e quindi appartengono ai LEA per una quota e non completamente. Questo è quello che più o meno ha detto la conferenza Stato-Regioni. Tutte le regioni più o meno si sono adeguate nella loro normativa regionale a questa tipologia di strutture, distinguendo le cosiddette comunità terapeutiche riabilitative protette, cioè le CTRP, che appartengono appunto al primo livello, quello a maggior assistenza, da quelle sociosanitarie che sono comunità alloggio, nella nostra regione comunità alloggio estensiva, gruppi appartamento e altri tipi. Ma questo normare le comunità, cioè l'aver fatto una norma sulle comunità, ovviamente
non è che risolve il problema della qualità del bisogno. Dice semplicemente quali sono le strutture che allo stato attuale possono dare risposte di tipo residenziale, cioè accogliere persone che hanno bisogno di un posto che li accolga, che lo definisca questo posto. Tutta questa premessa per dire qual è lo scenario generale. Torniamo un attimo però a quello a cui bisognerebbe sempre tornare, cioè non tanto sulle risposte, le normative, ma sui bisogni, cioè qual è il bisogno delle persone. E questo tipo di definizione, di struttura, eccetera, risponde pienamente a quei bisogni e peraltro anche al modificarsi, a cambiare di questi bisogni, no? A un'evoluzione di bisogni che è sempre più accelerata da certi punti di vista, perché se andiamo a vedere il contesto sociale e personale di molti individui e di molte persone che hanno problemi di salute mentale, i cambiamenti degli ultimi 20 anni non sono paragonabili ai cambiamenti dei 20 anni precedenti, sono ancora più radicali, ancora più importanti, ancora più significativi. Non parliamo dei cambiamenti di questi ultimi 2 anni, di questo anno e mezzo. Detto questo, allora, lo scenario in cui ci muoviamo è, da un punto di vista nazionale, c'è una normativa che definisce quali sono, si chiamano unità di offerta, le tipologie, no, di comunità che possono offrire un servizio in ambito psichiatrico. Queste però, come dire, sono una parte, possono dare una risposta a una parte di un bisogno che è un po' più complesso e articolato. Io partirei da qui, mi fermo adesso, non voglio spaventare nessuno, mi partirei da qui per poi riprendere la questione del bisogno e se queste davvero rispondono completamente al bisogno, no, dal mio punto di vista, e capire quali sono forme alternative per poter permettere a persone appunto che nel loro ambiente naturale non possono svolgere programmi di tipo terapeutico abitativo, se ci sono quali altri contesti è possibile. L'unica cosa che mi sento di ricordare molto è che è la centralità del programma terapeutico abitativo, no? Non si tratta di ragionare, e questo è una cosa che magari riprenderemo, no? Sulle residenzialità come posti dove mettere le persone, si deve sempre comunque ragionare su che cosa le persone hanno bisogno, su che cosa le persone hanno bisogno e che cosa dobbiamo fare con le persone. Credo che sia un punto di vista che se va perso ci riporta nella logica, diciamo, pre-riforma, in cui appunto il bisogno è mettere le persone da qualche parte. Che si chiamino comunità, che si chiamino manicomi, che si chiamino bed and breakfast, chiamateli come volete, ma se si ragiona in questi termini è chiaro che si fa un'operazione che non è evolutiva, che non è terapeutica, ma dopo insomma torneremo su queste cose. Sì, io riprendo un po', volevo approfondire ulteriormente con lei questo tema perché mi sembra di capire che quindi è un po' la posizione che avete preso come coordinamento veneto per la salute mentale a favore, per esempio, del budget di salute di cui abbiamo già parlato in una precedente trasmissione, che proprio parte dal piano terapeutico individualizzato, cioè conosce la persona, conosce quelli che sono i suoi bisogni e anche le sue potenzialità, perché è quello che è la preoccupazione forte dei familiari e di chi entra nel percorso delle comunità terapeutiche, che questo percorso non finisca più, che ci sia un effetto che si chiama iatrogeno, cioè la cura, non cura, ma diciamo conferma sempre più una estraneità dal mondo reale, esclude la persona dal mondo reale e diciamo rinforza delle difficoltà e poi questa persona non ha più gli strumenti per essere inserita, no? Questo anche credo che sia un aspetto importante. Ma sì, io direi che il problema però, appunto, è proprio la centralità della persona e questo è un principio che è già nella filosofia del progetto obiettivo della nostra regione nel 2010. E centralità della persona significa
che non c'è una cosa, un luogo, un sistema che di per sé garantisce a tutti ciò di cui hanno bisogno, ma che ciò che garantisce a tutti ciò di cui hanno bisogno è l'analisi di ciò che hanno bisogno, cioè il fatto che ci sia una presa in carico analitica fondata su chi è quella persona, quali sono le sue risorse e quali sono le risorse che è disponibile mettere in gioco. Direi che il principio del budget di salute, appunto, andrebbe, come dire, esteso come una sorta di supporto a questa logica, a questo tipo di approccio, no? Perché se diventa anche questo una pratica, diciamo, tipo burocratico, no? Diciamo, chi mette a disposizione, che risorse mette a disposizione per fare che cosa, e non si pensa appunto al senso di qualche cosa, si rischia anche lì di spuntare, no, un ulteriore strumento. Cioè tutte le cose alternative e innovative vanno continuamente sperimentate e per fortuna la realtà in qualche maniera si sperimenta o riesce a sperimentarsi laddove insomma c'è le risorse per poterlo fare, e anche questo è un grosso problema ovviamente. Però mi permette anche di dire sul discorso dell'effetto iatrogeno, questo è assolutamente vero nel momento in cui non c'è un pensiero a monte del percorso che viene fatto dalla persona, cioè appunto ti metto lì perché non so dove metterti, stai lì, così i problemi sono risolti. In verità dobbiamo anche prendere atto che ci sono persone che hanno, come dire, delle autonomie che possono essere limitate o compromesse o messe in discussione dall'evoluzione di una patologia che in qualche maniera può dare delle problematiche da questo punto di vista. Non è che tutte le persone, questo ce lo dicono i dati, ce lo dice l'esperienza, ecco, non è che tutte le persone fanno lo stesso identico percorso. Ci sono persone che possono non aver mai bisogno nella loro vita di nessuna forma di residenzialità, peraltro la residenzialità riguarda una percentuale decisamente bassa, no? Rispetto a tutte le persone che sono curate in un servizio. Ci sono persone che però hanno delle grosse difficoltà, ce l'hanno nel loro ambiente naturale, ce l'hanno loro come capacità di autonomia, ce l'hanno. Ed è con queste persone in particolare che bisogna cercare di sviluppare forme alternative, no? Cioè di creare appunto, di non dare risposte che siano permanenti ed escludenti, che non siano marginanti, no? E a queste persone, paradossalmente, base di salute e altre forme devono essere ciò che viene pensato proprio laddove non si pensa che ci siano soluzioni. No, ma al contrario, no? Bisogna cercare le soluzioni. Cosa è successo in corso di tanti anni? Tante persone, per esempio, uscite dal circuito della disabilità psichiatrica sono finite in grandi istituti, no? In istituti per disabili o in quegli istituti che sono sopravvissuti comunque, no? Uno dei motivi per cui si è parlato nella DGR 1673 del 2018 che la Regione Veneto ha adottato relativamente alla residenzialità, che va vista nel suo complesso, non va vista solo per un aspetto solo, va vista per tutte le cose che ha deciso, alcune condivisibili, molte altre no, non condivisibili, ma una di queste è appunto il discorso della temporalizzazione, no? Di dire, beh, tu puoi stare in quella comunità per 2 anni, 3 anni, quello che è. Beh, questa cosa della temporalizzazione, se viene vista dal punto di vista appunto del ti metto là, diventa un gioco come quei giochi, no, dove si sposta la pallina, si mette prima sotto un contenitore sopra un altro e in verità non ci si occupa mai della persona, no? Il senso profondo di questo dovrebbe essere, ma poi ne parliamo, vediamo che cosa forse è necessario perché sia così, il fatto che io penso a quella soluzione come parte di un percorso e poi mi dico, e dopo cosa viene? E dopo cosa viene? E dopo cosa faccio? Ma lui c'è ancora bisogno? Benissimo, e dopo cosa faccio? Ecco, il fatto che non viene data una soluzione a priori, che è appunto la soluzione marginante di un luogo dedicato dove devi stare e passare la tua vita. Ma questo, come dire, non è coerente con una logica riabilitativa. Quello che è coerente con la logica riabilitativa è cercare, no? Ricercare soluzioni, cercare innovazioni, avere una grande flessibilità. Il problema dell'essenzialità è che, essendo normate, no, secondo i criteri di accreditamento, eccetera, eccetera, sono molto, molto centrate sul luogo, cioè su quello che può fare la struttura, la terapia, a quegli operatori, a quella modalità di funzionamento, eccetera. Per alcune persone va benissimo, non è detto che vada bene per tutti, mentre la flessibilità
nel lavoro riabilitativo è assolutamente fondamentale. Quindi bisogna cercare alternative. L'esempio del base di salute è una delle alternative, ce ne sono molte altre, gli inserimenti eterofamiliari, la creazione di appartamenti sociali, il co-housing. Ci sono molte altre cose che cito non perché me ne sto inventando adesso, ma perché sono esperienze che sono state fatte e io E ne dico abbiamo abbiamo parlato ancora. anche nelle trasmissioni, E ne insomma, che avete abbiamo fatto, ne parlato, abbiamo parlato. esatto, ne avete parlato e io dico ne abbiamo bisogno di questo e ancora di altre esperienze, anche di altre modalità. Perché stringersi sul fatto di, come dire, smistare le persone, no, da una struttura ad un'altra non è un buon servizio al bisogno che le persone hanno di fare un percorso riabilitativo. Sì, io volevo aggiungere una cosa che mi sembra molto importante, che è quella della misurazione dell'efficacia dell'intervento, che non è così chiara per i familiari. Cioè, qualcuno che a un certo punto ti dica: abbiamo migliorato, c'è stato un miglioramento per questo e questo parametro, e che ti dia anche modo di valutare l'efficacia di quel lavoro. Non soltanto per i familiari, mi viene detto, mi viene fatto dire anche per gli operatori, cioè anche gli operatori dovrebbero, secondo me, per quella che è la mia esperienza così molto piccola, quando sono stata all'interno dell'associazione, partecipavo a dei gruppi, però la valutazione di quello che stai facendo, l'importanza di trovare degli indicatori che ti dicano come sta funzionando il servizio che stai dando, non soltanto la residenzialità, ma anche altri servizi. Secondo me quello è un altro tema che mi pare che non sia molto presente non so cosa ne pensa il dottor Favaretto. Questa è un'osservazione ed è uno degli aspetti critici della 1673, perché io personalmente penso che non solo sia necessario, e sono Scusate, la completamente interrompo, la 1673 è il decreto la della DGR, giunta, la giunta regionale regionale che ha 1673 del normato 2018 che ha normato parlato e l'offerta della normato. residenzialità Ecco, psichiatrica nel Veneto. scusate, perché noi siamo tutti con questi acronimi, ma non Esatto, tutti li è giusto, conoscono. è giusto spiegare. Eh, allora, fra le criticità che ci sono, sicuramente una delle più importanti riguarda questo. Io dico non solo rispetto alla misura dell'efficacia, cioè quali sono gli indicatori che effettivamente quel tipo di lavoro, quel tipo di percorso sta servendo ed è utile a raggiungere degli obiettivi. Ma una delle osservazioni che facemmo già all'epoca, che purtroppo non fu tenuta in considerazione, è il fatto che bisognerebbe avere anche dei criteri di ammissione, cioè bisognerebbe riuscire a definire a priori dei profili, delle tipologie di bisogno, in modo tale anche da capire chi dove deve andare, perché ci deve andare lui e non un altro, e se vogliamo anche un po' le priorità, no? Nel senso che, per esempio, dire ci sono 4 persone che devono andare in una CTRP e ci sono 2 posti. Chi è che ci va prima? Chi ha portato prima la domanda? Chi è? O va chi ha più bisogno secondo degli indicatori trasparenti, chiari, Eh, sono tutte una valutazione. Allora noi, Assolutamente, dottor Favaretto, guardi, io le posso dire che il tema della lista d'attesa, quando ho fatto parte anni fa della commissione di studio sulle comunità terapeutiche, l'avevo posta e mi è stata subito assolutamente. Adesso non so se lo fanno, comunque, speriamo. È questo non lo so, la lista delle persone che sono, cioè diciamo, dare un criterio per i criteri di mettere ammissione, i in criteri di ammissione. ammissione e quindi dire questa prima di quest'altra, diciamo in medicina ci dovrebbe essere, se ho un tumore Ma galoppante guardi, andrò prima. c'è nelle case di riposo, non si capisce perché non ci debba Guardi, essere in strutture come queste, insomma, no? sono assolutamente d'accordo. Si mette una persona in una comunità alloggio, per esempio di base, è chiaro che si deve in qualche maniera far incrociare le caratteristiche della persona, il suo bisogno, con quello che la comunità di base può fare. Se metto una persona che ha bisogno di un'assistenza più intensiva in una comunità di base, non sto facendo un buon lavoro né per la persona né per la comunità e così via. Per questo i criteri di ammissione sono importanti e soprattutto ovviamente devono essere trasparenti, chiari, cioè sono in qualche modo obiettivi. Si fa nelle case di riposo, si fa nelle strutture per la disabilità, perché
anche nell'Istituto della disabilità si fa questa valutazione, forse sarebbe auspicabile che si facesse anche, anzi senza forse, sarebbe auspicabile che si facesse anche nelle strutture per la residenza di età psichiatrica. Va bene, sentite, io farei una piccola pausa e poi riprenderei questo argomento coinvolgendo anche Luana per parlarci appunto delle residenze sociosanitarie e psichiatriche, che è l'argomento che è, diciamo, quello più discusso, quello più conosciuto, più dibattuto riguardo al decreto della Giunta regionale 1673 del 2018, che il E dottor più Favaretto ci aveva contestato. contestato, che ci ha citato. Grazie.